Finale al Cardiopalma tra Futsal Emiri e Iatos, qui con il tecnico Cinzia Orlando. Le chiediamo subito un giudizio sulla prestazione dei suoi ragazzi. Buonasera, ma devo essere onesta, mi aspettavo qualcosa in più da parte dei miei, un po' più di grinta, un po' più di mordente, insomma, come si dice. Il fatto che loro fossero in 5, in 6, adesso il numero esatto non lo ricordo, non deve comunque trarre in inganno, perché rimane un'ottima squadra con ottimi elementi e non avevo dubbi che ci avrebbero dato del filo da torcere, però siamo riusciti comunque a reagire pur andando sotto e alla fine ci è andata bene. Primo tempo concluso in vantaggio, nel secondo tempo invece qualcosa è cambiato, lo Iato con un grande orgoglio è riuscito a recuperare la partita, poi invece nel finale l'avete spuntata voi. Ma le chiedo, cosa è cambiato in quei primi minuti del secondo tempo, perché sembrava quasi un blackout da parte della sua squadra? Sì, siamo entrati in campo un po' rilassati, abbiamo un po' rallentato il gioco quando invece dovevamo reagire diversamente. Loro hanno preso coraggio, ripeto, hanno comunque degli ottimi elementi in squadra, sono veloci, sono giovani, non mollano mai, hanno fatto un'ottima partita. Devo dire che è stato importante non aver mollato fino alla fine, il risultato alla fine è andato alla nostra parte. Adesso invece guardiamo la classifica, perché quota 31 per Futsal Emiri, raggiunge e supera lo Iato. Prossima gara contro Città di Marsala, i punti quanto sono importanti adesso? Allora, io la classifica la guardo poco, a noi interessa restare comunque agganciati alle prime posizioni, perché il nostro obiettivo, l'ho detto più volte, è andare poi a giocare i playoff. Sicuramente contro il Marsale sarà un'ottima partita, loro dentro casa sono fortissimi tecnicamente, tatticamente sono molto organizzati, sono una delle migliori, se no non la migliore squadra di questo campionato. Noi andremo lì ovviamente con i nostri migliori mezzi per fare punti. Se riusciremo ad uscire da quel campo con punti, comunque sarà una grande soddisfazione.